Eder. Mech. Pallister. Tatiana Tramacere, 27 anni, capelli rossi e occhi azzurri, è uscita di casa a Nardò nel pomeriggio di lunedì 24 novembre dicendo alla madre Ornella che sarebbe andata a lavorare a Lecce. Da allora di lei non si hanno più notizie. Il suo telefono prima risulta attivo, poi smette di squillare e diventa irraggiungibile. Dopo 10 giorni di silenzio e nessun contatto con la famiglia, la procura di Lecce ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio a carico di ignoti e ha disposto il sequestro del cellulare di un amico trentenne di origine romena, considerato al momento l'ultima persona certa ad averla vista. Tatiana è una ragazza adottata dall'Ucraina quando era bambina. È cresciuta a Nardò con i genitori Rino e Ornella e il fratello Vladimir. Studia psicologia, lavora nel digitale occupandosi di pubblicità online ed è molto presente sui social. Oltre al profilo personale gestisce almeno 2 canali, Parole in Evoluzione e Cacciatrice di Emozioni, dove condivide poesie e riflessioni. Il profilo Parole in Evoluzione conta decine di migliaia di follower. Proprio lì, il 21 novembre, 3 giorni prima di sparire, pubblica una poesia che parla di un allontanamento e di un filo che non si spezza ma riporta sempre a una persona, con parole che oggi vengono lette come un possibile segnale dello stato emotivo in cui si trovava. Secondo quanto ricostruito dai familiari e dagli inquirenti, negli ultimi giorni prima della scomparsa, la vita di Tatiana ruota intorno ad almeno 3 figure maschili. La prima è Alessandro Bonsegna, trentenne operaio, il ragazzo che frequentava da circa un anno. La sera di domenica 23 novembre Tatiana è a casa sua. Con loro c'è anche la madre di Alessandro. Guardano un film, mangiano patatine, la serata si chiude senza apparenti tensioni. Il mattino dopo, lui le invia un messaggio di buongiorno sul telefono, ma non riceve risposta. Quel messaggio diventa uno degli ultimi tentativi di contatto andati a vuoto. Il lunedì pomeriggio, intorno alle 15:30, Tatiana dice a Ornella: «Mamma, vado a lavorare a Lecce». Esce portando con sé il telefono e i documenti. Secondo la versione della madre, quella è la destinazione dichiarata. Secondo un'amica, invece, Tatiana le avrebbe scritto che quella sera sarebbe passata da lei. A casa dell'amica, però, non arriverà mai. A questo si aggiunge un elemento rilevante. La ragazza aveva acquistato dei biglietti per Brescia, dove vive l'ex fidanzato Mino, con l'idea di raggiungerlo per chiarire e tentare una riappacificazione. Quei biglietti, però, non risultano utilizzati e al momento non ci sono tracce che dimostrino un suo spostamento effettivo verso la Lombardia. Su Alessandro Bonsegna si concentra una parte importante delle attenzioni mediatiche e delle preoccupazioni della famiglia. La madre di Tatiana, Ornella, lo definisce apertamente un'ossessione. Racconta che sarebbe andato in officina dal marito, che si sarebbe presentato 2 volte a casa cercando la figlia, che continuava a insistere per riallacciare la relazione quando Tatiana non ne voleva sapere niente. Ornella ritiene strano che oggi Alessandro non si faccia più vedere in giro. Il negozio di articoli fotografici riconducibile alla famiglia, secondo alcune testimonianze, risulta chiuso. La casa appare vuota e il ragazzo, dopo essere stato sentito dai carabinieri, sembra essere sparito dalla scena pubblica. Il suo telefono è stato sequestrato. La famiglia Tramacere ripete che per loro Alessandro non era il fidanzato ufficiale, ma un ragazzo molto insistente che si presentava come tale. Accanto a lui emerge la figura di un amico di origine romena, un trentenne che viene indicato come Dragos. Secondo quanto ricostruito da trasmissioni e articoli, Tatiana avrebbe incontrato proprio lui nella serata di lunedì 24 novembre, intorno alle 19:30. Sarebbe quindi l'ultima persona ad averla vista in vita. Agli inquirenti l'uomo ha spiegato di averla incontrata e di non sapere che fine abbia fatto. Il suo telefono è stato sequestrato per consentire analisi approfondite su chat, chiamate e celle telefoniche. È in questo contesto che la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio, un'ipotesi che permette di indagare su eventuali pressioni psicologiche o condotte che possano aver spinto Tatiana verso un gesto estremo, senza escludere al momento neanche altre possibili ipotesi di reato. C'è poi il capitolo del passato sentimentale. A Brescia vive Mino, l'ex fidanzato con cui Tatiana aveva avuto una relazione importante e con cui, secondo la madre, sperava di chiarire. L'acquisto dei biglietti verso la città lombarda sembra confermare il progetto di un incontro.
Alcune ricostruzioni raccontano di un legame ancora forte, di un sentimento che non si era spento. Proprio questo filo, evocato dalla poesia pubblicata sui social, viene messo in relazione con l'idea di un viaggio di chiarimento mai iniziato. Per ora, però, la pista dell'allontanamento volontario verso Brescia non trova riscontri concreti sul piano investigativo. Le indagini si muovono su più piani. La prefettura di Lecce ha attivato un tavolo di coordinamento. Carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e gruppi di volontari stanno battendo il territorio di Nardò, le marine e le campagne del Salento. Sono stati setacciati un garage e un appartamento legati alla rete di conoscenze di Tatiana. Si analizzano le immagini delle telecamere della zona, soprattutto nel centro storico e lungo i percorsi che avrebbero potuto portarla verso la stazione dei bus. In parallelo viene passato al vaglio tutto il suo mondo digitale. I profili social, i contatti recenti, le chat private, i messaggi vocali, i commenti e le interazioni che possono restituire il quadro delle sue relazioni negli ultimi giorni. Sul fronte telefonico si cerca di ricostruire il comportamento del cellulare di Tatiana. In un primo momento il telefono risulta acceso, poi smette di squillare. Un'amica racconta di averle scritto e di non aver ricevuto risposta. Solo in un secondo momento, rientrando nella chat, si accorge che i messaggi risultano consegnati, come se il telefono si fosse riacceso per pochi minuti, per poi spegnersi di nuovo. Per gli inquirenti questa finestra è un passaggio cruciale, perché potrebbe indicare un riavvio del dispositivo in mano a qualcuno diverso da Tatiana o in un luogo diverso da quello di partenza. Un elemento che rende più difficile il lavoro degli investigatori è la denuncia tardiva. I genitori hanno atteso 4 giorni prima di presentarsi dai carabinieri. Non era la prima volta che la figlia si allontanava da casa, anche se in passato era sempre rientrata in tempi brevi. In almeno un episodio precedente, dopo un litigio, aveva dormito in macchina. Questa volta però la durata dell'assenza e il totale silenzio hanno cambiato tutto. Il ritardo nella denuncia potrebbe aver compromesso la possibilità di recuperare alcune immagini delle telecamere e di cristallizzare in tempo reale i movimenti del telefono. Intanto la famiglia si sta sgretolando sotto il peso di questa attesa. Lo zio, che fa il parrucchiere, racconta di aver chiuso il negozio perché non riesce a lavorare con questo peso sul cuore. Parla di una famiglia distrutta che non sa più a chi affidarsi. Il fratello Vladimir, militare in Friuli, è rientrato appena possibile. Spiega che il 27 novembre aspettava il tradizionale messaggio di auguri di compleanno da parte di Tatiana, un messaggio che non è mai arrivato. Per lui questo è uno dei segnali più forti che qualcosa di grave sia accaduto. I genitori, davanti alle telecamere, ripetono che la figlia, se fosse libera, almeno un segnale lo avrebbe mandato. Oggi il fascicolo aperto per istigazione al suicidio è il contenitore che raccoglie tutte le ipotesi al vaglio. Gli investigatori stanno provando a capire se qualcuno abbia avuto un ruolo nel peggiorare eventuali fragilità emotive di Tatiana, se ci siano state pressioni, minacce, ricatti o dinamiche di controllo. In questa cornice rientrano le verifiche sui rapporti con Alessandro Bonsegna, con l'amico di origine romena a cui è stato sequestrato il telefono, con l'ex Mino a Brescia e con le altre conoscenze anche online che ruotavano intorno alla 27enne. A oggi, 4 dicembre, restano poche certezze. Tatiana non è stata ancora trovata. Nessun avvistamento è stato ritenuto attendibile. Non è emersa una traccia bancaria, non risultano movimenti chiari verso l'estero, non c'è un indizio netto che indichi una fuga pianificata. Resta una serie di segnali sparsi, i biglietti per Brescia mai usati, il messaggio di buongiorno di Alessandro senza risposta, il telefono dell'amico romeno sotto sequestro, il cellulare di Tatiana che si spegne e non si riaccende più, le poesie che parlano di fili invisibili e ritorni, una madre che definisce ossessivo il ragazzo che frequentava la figlia e una famiglia che si sente abbandonata. Al centro di tutto, per ora, c'è il vuoto lasciato da Tatiana. Ogni giorno che passa rende più urgente la domanda che la famiglia ripete a telecamere accese e spente. Se qualcuno sa che cosa è successo, deve parlare. Se Tatiana è viva e può vedere quegli appelli, i suoi genitori la pregano di farsi sentire anche solo con un messaggio. Dicono che la aspetteranno a braccia aperte, senza rimproverarle nulla. Finché non si ritroverà Tatiana, viva o morta, ogni ipotesi resterà sospesa.
e il tempo continuerà a lavorare contro la speranza e a favore dei dubbi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.